Luoghi simbolo della città illuminati di luci colore arancione, videoconferenze, banner e locandine. Nel silenzio e nell'impossibilità di realizzare le consuete manifestazioni di coinvolgimento sociale saranno monumenti, alberi e luoghi a dire no alla violenza sulle donne. Orange the World è l'iniziativa voluta dal Sor Optimist di Agrigento che, aderendo alle linee guida nazionali, da domani e per 16 giorni condurrà una serie di iniziative per celebrare il 25 novembre e parlare a studenti e società e lo farà fino al 10 di dicembre, giornata internazionale dei diritti umani. Sono giorni difficili, come afferma la presidente Olga Milano, in cui il Sor Optimist ha voluto che la tematica avesse l'attenzione che merita in un momento in cui tante donne sono costrette a convivere con partner violenti e con le attuali necessarie restrizioni della libertà determinate dall'emergenza sono impossibilitate a poter comunicare maltrattamenti e vessazioni. E dunque, luci arancione illumineranno con la collaborazione delle competenti amministrazioni di riferimento il monumento ai caduti di Villa Bonfiglio e Porta di Ponte, l'Ulivo Patriarca ai piedi del Tempio di Giunone, il busto di Empedocle, il liceo classico, la caserma a Biagio Pistone nell'ambito di un progetto nazionale che per la prima volta illuminerà tutte le 170 caserme d'Italia e che contiene tra l'altro al suo interno la stanza per sé realizzata dal Sor Optimist nel 2017. Ci sarà anche una grande vela pubblicitaria all'interno del Palazzo Municipale di Agrigento, un banner sul tema all'ASP e locandine sparse ovunque sia stato possibile apporle. Poi massimo coinvolgimento degli studenti con videoconferenze sul tema contro la violenza di genere, promuoviamo empowerment, diritti e pari opportunità, che vedrà partecipare in distinte giornate alcune classi dell'IPA Fermi, degli istituti tecnico Sciascia di Agrigento, Medie Pirandello e Garibaldi, Classico Empedocle. Le protagoniste della comunicazione saranno Ester Rizzo, Florinda Saieva e l'assessore comunale Roberta Lala.